cemento, cazzo! Non posso uscire in ciabatte. Oggi sono 2 mesi che non metto le scarpe. Tu ora ti metti le scarpe? Siamo in una vera città. Non siamo soli che morti. Brutta quando non parli. Buon dai. È il nostro ultimo giorno in Asia, ragazzi. C'è stato un piccolo problema. 3 piccoli problemi. Prima di tutto un'epidemia. Un'epidemia su scala globale. No dai, hanno cominciato a cancellare i voli per l'Italia. Il nostro aereo passava per la Cina e hanno detto Oh. Secondo problema, dovevamo andare a lavorare in un'isola qua in Thailandia. nell'isola di Koh Phangan. Ci hanno appaccato, quindi avremmo dovuto passare 20 giorni a spendere soldi che non abbiamo. E poi... Ah, a Tommy manca la pizza. Comunque ragazzi, no, c'è da dire questo, c'è voluta un'epidemia su scala globale per farci tornare. Ma voi non dovete preoccuparvi perché noi faremo ancora video. Niente, comunque siamo a Bangkok da 4 giorni e abbiamo fatto un po' di video carini. Cioè, seccatevi questo video. Volevo scusarmi per la mia faccia da serata, ho fatto serata 2 volte consecutivamente. Cioè, ieri sono tornato a casa prima io. Cazzo di ora sei tornato? Ho fatto le 6 di mattina. In questo momento ci troviamo al night market di Bangkok. Qui potete trovare cibo, prostitute e tanti vestiti a poco prezzo. E aragoste. Irachene. E adesso... E adesso mangiamo. Via. Allora, stasera ho intenzione di mangiare coccodrillo, quelle specie di pancakes con sopra formaggio. Tutti quegli spiedini a 10 baht. Spiedini. Quanti modium? 2 modium. Perché dovete tossire tutti? Cioè, tossisci solo se hai il coronavirus, non sapete che tossite tutti. Ho i calli da quanto gesticolo. Quanto italiano? Papi, dammi su. 2 di questi 20 baht. 30 centesimi. Ho imparato a fare questa cosa nuova. Se vai così con la mano a coppa, scorreggia a fare scorreggine. Bye. Kapung kap. Is it actually crocodile? Tocca a me. Questo non spicy, ma io vedo già che c'è pepe. Pepe per me è spicy. Sono un po' una pussy. Com'è sto coccodrillo? Mi spiace non renderlo interessante, ma figa, è pollo. Sa di cane.
silenzio. Volevamo dirvi un segreto. In realtà non lo sa nessuno che torniamo. Visto che abbiamo preso il volo ieri per domani, abbiamo detto perché non facciamo una sorpresa ai nostri amici. E madonna, è troppa gente, too much. Guardate, fuori dai coglioni. Madonna, sta scheccando. In pratica abbiamo un'infiltrata, Margherita, questa, che ci aiuterà a sorprendere tutti i nostri amici che si aspettano che torniamo fra, quant'è, un mese. Cos'altro c'è da dire? Cazzo, è finito il viaggio in Asia, ma non finisce qua. Perché se l'Asia è interessante, il Veneto è meglio. Schifo, il freddo. Operazione Bobo Settete. No, Operazione Bubucette non è abbastanza gangsta. Sì. Operazione Bobo Settete con la al posto della S ai dollari. Ciao ragazzi, siamo appena arrivati in Italia e Margherita ci ha aiutati a organizzare questo piano malvagio. Benvenuti all'Operazione Bubucette. E questa qui è Margherita, saluta. Abbiamo un secondo complice. Questo qui è un tipo che mi ha trovato per strada. Allora, ci troviamo nel parcheggio della casa di riposo di San Mendemiano. La nostra prima vittima, Giulio, gli piace passare il tempo in casa di riposo. Non è che c'è un motivo per cui sia qua, semplicemente spesso passa il tempo qua. Cercheremo di entrare e tra un vecchio e l'altro fargli una sorpresa. Allora, ci siamo sbagliati, non era quella la casa di riposo. La casa di riposo è là. Si sta chiudendo il cancello! Si sta chiudendo il cancello! The big bad wolf. The big bad wolf. The big bad wolf. Ok, la prima parte dell'operazione Bobucette continua. Siamo fuori dalla palestra dove Giulio fa i massaggi ai linguini dei baschettisti. Lo stiamo attendendo qua per un'imboscata. Ma Tommy, ma la luce è bellissima, è una pelle liscissima. Smettila, ha fatto una barba oggi. The big bad wolf. 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 Benvenuto nell'operazione Bobucette. Vittima numero 1. State attenti, no, perché voi camminate per strada tranquilli, poi sbucano loro col coronavirus. Ciao. The big bad wolf. 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 Ok, vuoi dire qualcosa? No, basta, non voglio altre cose. Che schifo tutti in giacca. The big bad wolf. The big bad wolf. The big bad wolf. Siamo nel parcheggio del Mamilla. Manca solo l'area da sorprendere e l'operazione Bobucette è quasi finita. Ora entreremo. Entreremo e faremo una sorpresa a... come si chiama? Si chiama Alessia. Alessia. E speriamo che venga bene perché abbiamo come cameraman la Magra. Ma è brava, è brava. Vero che sei brava? The big bad wolf. Stato di profilo prima. The big bad wolf. 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 Anche l'ultima sorpresa è andata bene alla lezione. Penso che ora prenderemo un altro spritz. The big bad wolf. The big bad wolf.